Grazie tante, la parola a Paolo Torrente. Buonasera a tutti. Sono emozionato anche io come l'amico Perconti. Mi volevo complimentare sia con lui sia con tutti i partecipanti a questa manifestazione. Prima di tutto con il Presidente Lombardo che ci sta dando oggi la possibilità di essere qui e dire la nostra. Ha detto un po' tutto Filippo, ma mi volevo collegare a una cosa importante che ha detto l'amico mio Filippo. Io oggi non sono qui per fare il bello davanti al Presidente Lombardo, non sono qui per farmi vedere da qualche deputato, io sono qui perché sono un siciliano e amo la mia terra e insieme ai miei amici, insieme a tutti voi, sono qui per confrontarci e per determinare qualcosa di concreto per la nostra Sicilia. Non è facile, anche perché i giovani non hanno tanto spazio. Noi siamo giovani volenterosi e siamo stanchi della politica, perché ormai la politica ormai è diventata molto difficile per i giovani. Difficile per i giovani perché, per esempio, prendiamo il referendum. Che cosa abbiamo votato al referendum? Abbiamo votato per cose, al di là del nucleare, anche per cose che non ci interessano. Noi dobbiamo votare anche per il referendum per delle cose concrete che possano sviluppare la nostra terra. E dico a tutti i deputati, dico eletti con i voti del Sud, di non vendere il nostro territorio solo per interessi personali, ma di puntare e di valutare e di fare delle proposte che cercano di determinare sviluppo, ma sviluppo anche che possano portare delle aziende che dal nord investano nel sud, perché secondo me se riusciremo gli investimenti nel nostro territorio possano servire molto per sviluppare il lavoro. Sono molto emozionato perché non è difficile parlare davanti a così tanta gente e a volte dico che io mi paragono molto al presidente Raffaele Lombardo per un motivo, non come persona ma come giovane, perché Raffaele Lombardo è una persona molto scomoda per un motivo, perché vuole cambiare la politica e perché realmente crede in noi giovani e crede nella nostra terra. Noi giovani la diciamo così com'è, diciamo quello che pensiamo e Raffaele Lombardo è una persona vera e sta cercando di fare cambiare la cultura a noi giovani, la cultura a noi che facciamo, a tutte le persone, agli amministratori che fanno politica, di portare delle nuove iniziative, di portare nuove proposizioni per il nostro territorio. Grazie.